Conferenza stampa oggi del commissario Zappia sul pronto soccorso di Agrigento, coinvolta anche la prefettura per risolvere il forte disagio che si è venuto a creare presso la struttura ospedaliera del San Giovanni di Dio. Intanto il presidente Schifani avvia un piano operativo per l'abbattimento delle liste di attesa negli ospedali siciliani. Ricordato oggi il sindacalista Piero Mangione della CGIL, la consegna del premio Saggi in sua memoria e la sede del CAF di Agrigento a lui dedicata. Gravi disagi per gli utenti siciliani, l'emergenza caldo, il blocco aeroporti, voli cancellati, i consigli su come difendersi da parte dell'Adiconsum di Agrigento. Il prefetto Filippo Romano in visita alla caserma dei Carabinieri di Agrigento, illustrate le peculiarità dei nostri territori, parole di apprezzamento verso l'Arma dei Carabinieri. Sold out per il concerto di Zucchero alla Valle dei Templi, l'ingresso vietato alla stampa locale, consegnati i premi fotografici su San Calogero della Festa del Mandorlo. Intanto a Palermo si ricorda la strage di via Pipitone Federico avvenuta 40 anni fa. E benvenuti con il quotidiano appuntamento di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con l'emergenza e il pronto soccorso di Agrigento. Questo è il tema della conferenza stampa di oggi tenuta dal commissario dell'ASP Mario Zappia. In arrivo nuovi medici per il pronto soccorso. Zappia ha anche interessato il prefetto di Agrigento per attenzionare l'emergenza con una tensostruttura che verrà montata al di fuori dell'ospedale per alleviare il disagio. Sentiamo lo stesso commissario Zappia in un'intervista. Ci sono concreti risultati per quanto riguarda il personale, perché abbiamo delle altre richieste di medici libero professionali che hanno deciso di venire. Abbiamo anche una richiesta da parte di un altro collega del nord che vuole tornare qui giù al sud, l'abbiamo contattato ieri, però abbiamo già da settimana prossima 4 liberi professionisti in più che sono disponibili a venire al pronto soccorso, più quest'altro del nord che dovremmo cercare di temporizzare e vedere quando è. Poi vi ho detto che abbiamo parlato con il prefetto, ho parlato con il prefetto ieri mattina, il quale è stato di una disponibilità e di una determinatezza e celerità impressionante. Ha telefonato davanti a me perché abbiamo detto che è una questione di emergenza l'affrontare il pronto soccorso di Agrigento, quindi mi servivano, e lui ha chiamato la Croce Rossa Militare, mi serviva il personale, quindi ha chiamato la Croce Rossa Militare, ha chiamato la polizia per fornirci agli altri medici, sempre con la stessa tipologia di contratto, quindi libero professionale 100 euro l'ora, e poi di fornirci le strutture per poter decongestionare il pronto soccorso. E già ieri pomeriggio mi ha detto che ci sarà una tensostruttura che verrà da Reggio Calabria, verrà montata all'esterno della nostra struttura. Nello stesso tempo noi stiamo provvedendo a ricavare altri spazi e abbiamo da parte della direzione sanitaria dei nuovi processi organizzativi per alleviare il pronto soccorso, ma la sostanza fondamentale è una: dobbiamo trovare una testa che governi bene questo pronto soccorso, perché io sono convinto che date le condizioni di oggi, senza aggiungere medici né niente, se ci fosse uno, e ce l'abbiamo quelli che ci sono, ovviamente forse non se la sentono di affrontare una situazione così critica e non mi sento di giudicarli, basta che la persona con l'esperienza riesca a condizioni date a quelle di oggi a fare il proprio mestiere, che è quello di direttore di un'unità operativa complessa e complicata come il pronto soccorso, noi già miglioreremmo. E noi da qua a una settimana abbiamo detto che vorremmo fare un check per verificare cosa è cambiato in questa settimana, perché da qua a una settimana le persone e qualche ambiente ce l'abbiamo. Non so se avremo montata la tenda, penso che... Allora, dai primi di agosto, però ovviamente deve venire da fuori, sono il Ministero dell'Interno, tutte cose. Abbiamo chiesto non di dichiarare l'emergenza, ma la nostra, al di là della dichiarazione, è una condizione di emergenza, che non è solo di Agrigento, però noi abbiamo il dovere morale di metterci tutto quello che sappiamo fare, noi, e chiedendo aiuto a chi ci aiuta, e ringrazio per questo il prefetto perché è stato veramente splendido. La rinuncia, la fuga dei medici, che sconfitta è per voi? Ma la rinuncia dipende. Quando la rinuncia può essere salvamento di vita, come nella prima occasione di chi se n'è andato, è un giudizio. E lui l'ha fatto, io non lo condanno, ma è salvamento di vita. Per quanto riguarda gli altri che se ne vanno, si apre un capitolo che è complicato, perché vi dico solo una cosa. Quando a un primario, e questo è successo, gli offrono 20.000 euro al mese,
20.000 euro al mese per andare a fare il suo lavoro qua e in più gli danno una quota per ogni singolo intervento, questa è la politica sanitaria del privato che funziona. Io la facevo in Molise andando a prendermi i migliori cardiochirurghi, i migliori emodinamisti e gli offrivo quello che loro volevano, ma loro mi facevano aumentare il budget in maniera esagerata. Quando a uno dei nostri bravi, perché i nostri bravi li abbiamo, gli dovesse offrire una cosa di questo genere, mi dite voi io come lo tengo? Gli posso offrire la stessa cosa? No, questo è il problema della sanità pubblica e sanità privata, che è un problema che a me mi sta a cuore perché io lavoro nella sanità pubblica e parteggio per la sanità pubblica. E allora io cosa faccio? Ti compro il robot, cioè cerco di darti quelle strutture per farti lavorare meglio, per fare in modo che tu hai delle condizioni che siano le migliori possibili. E noi come direzione abbiamo anticipato rispetto all'acquisto del PNRR che doveva essere fatto nel 2024 l'acquisto di robot nel 2023 e un altro lo dobbiamo comprare per la chirurgia, cioè ti devo mettere nelle condizioni di essere appetibile anche alla nostra struttura, ma i 20.000 euro al mese nessuno glieli può offrire nel pubblico, non l'ospiti di Agrigento. Un piano operativo per l'abbattimento delle liste d'attesa negli ospedali siciliani. La Giunta regionale ha approvato il documento predisposto dall'assessorato alla salute che delinea una strategia di intervento per smaltire nel più breve tempo possibile le prestazioni in sospeso. Sentiamo in merito le interviste al presidente Schifani, all'assessore alla sanità Volo e al dirigente del dipartimento l'agrigentino Salvatore Iacolino. 50 milioni di fondi statali non utilizzati in passato a causa del Covid verranno utilizzati dalla Regione Siciliana per abbattere le liste d'attesa utilizzando il sistema pubblico con degli incentivi e il sistema privato con degli sconti sulle tariffe. È l'inizio di un percorso promesso ai siciliani, quello di lavorare su questo punto e poi sulle emergenze. Si inizia così, abbatteremo le liste d'attesa, poi ci occuperemo della ordinarietà perché non consentiremo mai che la nostra regione brilli per liste d'attesa che vanno oltre l'anno, è un'offesa alla dignità umana. Il contributo che ci può venire dal privato qualificato è un contributo che va comunque preso in alta considerazione, quindi man mano vedremo, ci saranno anche quello che è l'applicazione del DM77, ci sono nel tempo delle novità che contribuiranno sicuramente a garantire una domanda adeguata e una capacità di risposta che certamente vedrà la sanità pubblica come protagonista principale, ma che non esclude assolutamente nessuna delle altre componenti che comunque fanno parte del servizio sanitario. Sicuramente ci sono attività importanti che vanno soddisfatte nei tempi che abbiamo previsto, cioè entro il 31 dicembre del 2023 c'è un partenariato pubblico-privato che vogliamo mettere in campo con grande forza, riteniamo pure che alcune prestazioni probabilmente sono già state soddisfatte. Il vero tema importante è che ci sarà una cooperazione forte fra pubblico e privato, ma governato dal pubblico, è il pubblico che chiede agli operatori economici privati cosa serve. Si è svolto stamani presso la sede della CGIL un momento di ricordo dedicato al noto sindacalista Piero Mangione che per tanti anni ha retto il sindacato ad Agrigento. La consegna del premio Saggi a un giovane sindacalista, la sala del CAF a lui dedicata. Si è svolto stamani presso la sede della CGIL ad Agrigento un momento di ricordo dedicato al sindacalista Piero Mangione che per tanti anni ha retto il sindacato ad Agrigento in provincia. A lui è stata dedicata la sede del CAF di via Matteo Cimarra con la scoperta di una targa sia all'uomo che al sindacalista con la scritta un sussidio è meglio di niente ma un lavoro è meglio di tutto. A benedire locali è stato Don Mario Sorce, presente anche il segretario regionale della CGIL Alfio Mannino e quello provinciale Alfonso Buscemi, oltre che i quadri dirigenziali del sindacato. Contestualmente anche la consegna del premio nazionale indetto dal sindacato Saggi per l'impegno sindacale profuso a un giovane sindacalista alla sua memoria. La Saggi era rappresentata dal giornalista Nino Randisi. Con l'occasione si è svolto anche un sit-in contro le morti sul lavoro, come è avvenuto purtroppo giorni fa ad Aragona. Piero è stato un sindacalista della sua stagione sindacale, che naturalmente è stata una stagione sindacale importante, in cui le organizzazioni sindacali hanno rappresentato elementi di speranza, di progresso
e, se volete, anche di riscatto per intere generazioni e di riscatto per le fasce e i soggetti più deboli. Io credo che il ricordo di Piero Mangione migliore che noi possiamo esprimere non è soltanto ricordare le sue iniziative, il suo ruolo, la sua funzione, ma portare avanti le battaglie e gli ideali che lo hanno caratterizzato per provare a farlo vivere nel presente, in una stagione in cui purtroppo la condizione lavorativa, la precarietà, la condizione di vita dei ceti, dei soggetti più deboli è sempre più difficile. Noi dobbiamo provare a ricordare questi compagni appunto non con un esercizio retorica di memoria, ma provando a fare vivere quelle ideali e quei valori nella battaglia quotidiana che ogni giorno siamo chiamati a fare. Segretario, sicurezza nei luoghi di lavoro, qual è la situazione in Sicilia? Ma la situazione è assai drammatica, non solo perché già nei primi 6 mesi del 2023 gli infortuni sul lavoro, anche quelli mortali, sono notevolmente cresciuti di oltre il 20%. Quindi questo naturalmente è un elemento che più ci preoccupa, anche perché nel frattempo è stato smantellato completamente il servizio ispettivo, non ci sono ispettori sul lavoro e questo naturalmente è una responsabilità che il governo regionale porta sulla sua pelle, anche perché c'era stato un protocollo d'intesa con l'ispettorato nazionale a cui non è stato dato seguito e quindi il nostro auspicio è non soltanto che il governo immediatamente rafforzi gli organici previsti e poi metta in campo anche quelle misure straordinarie per questa fase in cui purtroppo le escursioni termiche stanno determinando una condizione davvero di precarietà, ma non c'è dubbio alcuno che il fenomeno degli infortuni sul lavoro cresce al crescere del lavoro precario e quindi anche sotto questo aspetto io credo che la risposta alla precarietà può essere anche una risposta per eliminare i rischi sugli infortuni sul lavoro. Purtroppo l'incidente che c'è stato ad Aragona è l'ultimo in ordine di tempo e speriamo che mentre parliamo non ci siano ancora ulteriori problemi di questa natura. Oggi il sit-in davanti alla prefettura in contemporanea con tutte le province siciliane, quindi sotto tutte le prefetture la CGIL e la UIL faranno questo sit-in, alla fine del quale presenteremo un documento che fa sintesi al prefetto dei drammi che noi stiamo vivendo tutti i giorni rispetto al problema della sicurezza sui posti di lavoro. Noi avevamo fatto anche una nota pubblica dove si invitava i sindaci, considerato che il governo regionale è sordo da questo punto di vista, di fare ordinanze per impedire con questo clima di lavorare nelle ore più calde, dalle 12 alle 4 soprattutto, perché incide pesantemente anche sulla capacità di reazione del singolo lavoratore che assieme a tutte le altre difficoltà, mancanza di rispetto delle norme di sicurezza, mancanza di forniture di dotazioni per le protezioni individuali, portano tragicamente morti tutti i giorni. In più, come lei ricordava, oggi facciamo la premiazione di un giovane sindacalista agrigentino che si è particolarmente contraddistinto nel mettersi a disposizione dei cittadini, dei lavoratori, e lo facciamo in ricordo di un altro grande compagno, Piero Mangione, che ha dedicato un'intera vita alla società, ai lavoratori, come nel ricordare le tante battaglie contro gli abusi che spesso nelle aziende ci sono, a favore della legalità, a favore di una lotta vera alla mafia, perché il ricordo di oggi ci deve lasciare appunto il ricordo di quelle battaglie che Piero Mangione nel tempo ha portato avanti e noi con orgoglio stiamo cercando di seguire quelle orme. Non è un caso che ci costituiamo sempre parte civile contro tutti i processi di mafia, accompagniamo i lavoratori e le lavoratrici nelle denunce contro gli abusi, contro il lavoro nero e oggi con questo premio che per la prima volta, la prima edizione in Sicilia, vorremmo testimoniare questa presenza, questa vicinanza e il nostro ringraziamento a quello che ha fatto Piero Mangione. Sindacato Saggi oggi impegnato in un riconoscimento, un premio a un grande del mondo del lavoro, del sindacalismo agrigentino, Piero Mangione. Assolutamente, Piero Mangione è stato un faro per la CGIL, per l'impegno sindacale che ha profuso in tanti anni di militanza. Noi come premio appunto abbiamo voluto assegnarlo a lui e non è una manifestazione estemporanea, ma sarà fatto ogni anno e noi premieremo un giovane sindacalista che si batte per i ceti più
più disagiati, più poveri, e che fa dell'impegno sindacale un impegno importante come lo è stato per Piero Mangione in questi anni. Io credo che il premio oggi sarà assegnato appunto a questo giovane che sicuramente porterà avanti le idee di Piero Mangione, che ha dato tanto e che ha lasciato un ottimissimo ricordo nella società agrigentina. Oggi un premio in memoria del papà, sicuramente bello, insomma una cosa bella a ricordarlo. Un premio è un'intitolazione della nostra sede dei servizi, assolutamente sì, un ricordo a papà credo importante. Abbiamo ringraziato la stampa già all'evento della sua morte, oggi ringraziamo nuovamente Saggi e la CGIL intera per il pensiero rivolto a papà. Crediamo che la storia di papà in questa provincia abbia dato assolutamente una risposta a tutte quelle esigenze individuali, ai lavoratori, ai pensionati, ai disoccupati, alla società civile. L'impegno sociale risponde e per fortuna anche il ricordo di quelle azioni diventa importante e per noi oggi è una giornata importante. Momento difficile per i consumatori siciliani per via dei tanti problemi dovuti alle varie emergenze, gli incendi, il blocco degli aeroporti, i voli cancellati. Come si può difendere il cittadino? Lo abbiamo chiesto a Elenia Capodici della CISL Adiconsum. Elenio Capodici, rappresentante di Adiconsum CISL di Agrigento. Ecco, un momento difficilissimo per i nostri consumatori, per i cittadini, per via di tutte queste emergenze, il blackout, la luce che manca, i voli che purtroppo non sono regolari per via di quello che è successo a Catania e a Palermo, insomma una serie di emergenze. Ecco, l'Adiconsum cosa consiglia ai cittadini e in particolare quali sono le istanze che arrivano proprio dagli utenti e dai consumatori? Allora sì, le emergenze sono state tante, poi noi ci troviamo sempre ad affrontare non l'ordinario bensì lo straordinario, non era prevedibile quello che è accaduto prima a Catania e poi a Palermo, quindi parliamo di due capoluoghi di provincia interessati soprattutto dalla questione degli incendi ma anche e soprattutto perché lì insistono gli aeroporti. Molta gente ha lamentato principalmente due cose, la mancanza ad esempio di comunicazioni, chi arrivava al gate vedeva il volo cancellato, non aveva nessuna indicazione se il volo se potevano ripartire magari in modo differito da lì a poco, e soprattutto è mancata anche la possibilità dei cittadini, dei passeggeri, di trasferirsi in altri aeroporti perché i bus erano insufficienti. Ovviamente si dovrebbero prevedere prima queste situazioni, ovviamente non affrontarle sul momento, per cui poi è normale che il passeggero, così come le istituzioni, si trovano anche sguarnite a dare quelle risposte necessarie per placare quell'emergenza. Ovviamente d'estate si viaggia di più, ci sono le ferie, ci sono le vacanze, quindi la maggior parte di istanze che arrivano alle associazioni dei consumatori di cui noi ci occupiamo come Adiconsum sono la perdita, ad esempio lo smarrimento del bagaglio. Questa purtroppo spesso è una costante. Noi consigliamo di solito, quando si fa il biglietto, quando si fa una prenotazione, di assicurare il bagaglio se all'interno del bagaglio ci sono, oltre agli effetti personali, anche effetti di valore, perché questo poi ti dà la possibilità, tramite l'assicurazione che è stipulato attraverso la prenotazione, di avere un congruo risarcimento del danno, perché diversamente ti viene riconosciuta una somma, una tantum di 30 euro a seconda delle compagnie, che ovviamente non può mai soddisfare quella che è stata l'istanza, l'oggetto del reclamo, e quindi poter recuperare quantomeno il contenuto del bagaglio. Un'altra, altre istanze che pervengono allo sportello è l'istanza del rimborso del prezzo. Perfetto. Quando ovviamente il volo viene cancellato e quindi non ti avvisano preventivamente. Nel caso di negazione all'imbarco, ad esempio overbooking, abbiamo avuto casi di persone che si sono viste negare l'imbarco perché la compagnia aerea aveva venduto più biglietti rispetto ai posti disponibili. Un altro caso in cui si può chiedere rimborso aereo, quindi rimborso del pagamento del prezzo del volo, del costo del biglietto, è nel caso di ritardo. Nel caso di ritardo del volo, purché il ritardo sia almeno di 3 ore. Attenzione,
risoluzione, perché ovviamente non basta il semplice ritardo per far chiedere, ovviamente per far agire il passeggero per chiedere la restituzione del prezzo, in quanto l'entità del rimborso è commisurato anche alla tratta, ovviamente, quindi i rimborsi vanno dai 200 ai 600 euro. Una cosa che mi preme sottolineare però è che non bisogna confondere il rimborso dal risarcimento del danno, perché mentre il rimborso lo può fare il passeggero ovviamente attraverso il sito della compagnia aerea dove ha acquistato il biglietto, oppure presso il tour operator o presso l'agenzia viaggi si ha stipulato un contratto per il viaggio per il volo prenotato, e un'altra cosa è chiedere il risarcimento. Invece per il risarcimento bisogna rivolgersi alle associazioni ovviamente dei consumatori, che predisporranno una diffida e chiederanno ovviamente di far valere le ragioni in sede extragiudiziale o giudiziale. Sottoscritto presso il Comune di Agrigento l'atto costitutivo del consorzio tra comuni agrigentini per la legalità e lo sviluppo, presenti il prefetto Filippo Romano e il comandante dei Carabinieri Vittorio Stingo. Il servizio è stato sottoscritto nella giornata di ieri nella sala giunta del Comune di Agrigento l'atto costitutivo del consorzio denominato Consorzio tra Comuni Agrigentini per la legalità e lo sviluppo, per la gestione in forma associata con finalità sociali, occupazionali e di diffusione della cultura della legalità dell'Agenzia Beni degli immobili confiscati in atto facenti parte del patrimonio indisponibile degli stessi, nonché di eventuali altri beni confiscati alla criminalità organizzata che gli enti aderenti e i soggetti istituzionali preposti per legge vogliono conferire alla forma associativa consortile. Il documento è stato sottoscritto dai sindaci di Agrigento, Favara, Palma di Montechiaro, Siculiana, Ioppolo, Giancazio e Montevago. Le parti hanno preso atto che i comuni di Canicattì, Licata e Naro, inseriti nello statuto del consorzio, non sono temporaneamente disponibili alla costituzione dello stesso, in quanto potranno in un secondo tempo aderire con le stesse modalità previste dall'articolo 5, comma 2 dello statuto. All'iniziativa sono stati presenti il prefetto Filippo Romano, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingo. Il prefetto di Agrigento, Sua Eccellenza Filippo Romano, questa mattina ha fatto visita al comando provinciale dei Carabinieri. È stato accolto dal comandante provinciale Vittorio Stingo, dagli ufficiali del comando provinciale, i quali hanno illustrato le attività in corso, le peculiarità dei territori di competenza delle compagnie carabinieri che insistono nella provincia. Nel corso della visita il prefetto Romano ha inteso esprimere anche parole di apprezzamento, ringraziando l'Arma dei Carabinieri per le attività svolte sul territorio, per il diuturno contributo offerto dalle istituzioni nella lotta a ogni forma di illegalità, per la prossimità alle comunità più isolate, per la capacità di trasformare celermente in azioni concrete le decisioni concertate nei tavoli istituzionali, operando con dedizione e alto senso dello Stato. Al termine dell'incontro il prefetto ha scritto un proprio pensiero sul libro d'onore all'interno dell'ufficio del comandante provinciale. Sold out per il concerto di Zucchero ieri sera al Teatro della Valle dei Templi, che è stato vietato a gran parte della stampa locale. Il servizio si è tenuto in una folta cornice di pubblico, ci risulta dal sold out comunicato, l'atteso concerto di Zucchero esibitosi ieri sera al Teatro della Valle dei Templi. Purtroppo non siamo nelle condizioni di poter raccontare questa serata prevista tra gli eventi dell'estate agrigentina, in quanto la Punto e a Capo, che ha organizzato l'evento, ha deciso sulla politica degli accrediti, scegliendo, non sappiamo su quale base, solo alcune testate che avrebbero potuto veicolare le immagini. Quest'ultima avrebbe anche autorizzato, mostrando comunque non adeguata conoscenza di quello che è il lavoro del giornalista, qualcuno a fornire filmati alle testate locali che fossero interessati ad averli, dimenticando che un giornalista, oltre che trasmettere immagini, trasmette racconti, considerazioni, sensazioni, realtà quindi che non siamo stati messi, noi come altri colleghi,
nelle condizioni di narrarvi. E si è svolto ieri al centro commerciale di Villa Seta la cerimonia di consegna dei premi del concorso di fotografia su San Calogero e Mandorlo in Fiore, curato dal giornalista Domenico Vecchio. Per San Calogero la sezione foto a colori ha vinto il fotografo agrigentino Giuseppe Greco, che lo abbiamo intervistato. Giuseppe, hai vinto un premio importante, la migliore foto di San Calogero. Sì, quest'anno era difficile fotografare il santo perché non si poteva arrampicarci, non si poteva baciare, quindi abbiamo cercato di fotografare la devozione secondo altri gesti. Le mani erano una di quelle scene da fotografare e quindi abbiamo fatto uno sforzo ulteriore in tante bellissime foto e siamo riusciti a cogliere la devozione, che alla fine era quello che doveva fare il fotografo, riuscire a cogliere la devozione dei devoti nei confronti del proprio santo di San Calogero. Cresce la sinergia, che è quella che abbiamo bisogno, come diceva anche poco fa il mio collega, tra cittadino, tra privato e tra amministrazione. Abbiamo bisogno di stare uniti insieme per affrontare le sfide che vedono questa città, oggi designata Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025, che non è lontanissimo ma è domani, quindi abbiamo tante sfide da mettere in campo, abbiamo tante cose da sistemare, lo sappiamo, lo stiamo facendo, ma lo facciamo bene con i cittadini. Non mi dilungo più di tanto, complimenti a chi ha vinto il concorso, a chi ha vinto questo premio, complimenti a Domenico per l'impegno che mette anche nella sua organizzazione delle cose, che lo fa con professionalità. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno con sempre più partecipanti, speriamo. Grazie. È morto il signor Totò Filetto, di anni 86, padre del sindaco Lillo, Angelo, Massimo, Mirko e Gianluca. Fu un apprezzato arvilista, lavorando sodo e con grande professionalità ed onestà. Acquistò il castello Chiaramonte di Siculiana e quello ducale Colonna di Ioppolo Giancaxio, restaurandoli entrambi e facendone importanti location per eventi. I funerali si svolgeranno presso la chiesa Maria a Porto Empedocle domani alle ore 10:30. Ai familiari giungano le condoglianze di tutto il personale della nostra emittente. 40° anniversario della strage di via Pepitone Federico a Palermo, domani anche la deposizione di corone di fiori. Intanto oggi si è svolto un seminario al Palazzo di Giustizia. Domani ricorre il 40° anniversario della strage che nel 1983 scosse profondamente Palermo e l'Italia intera con l'uccisione del giudice Rocco Chinnici, capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Con lui morirono anche 2 carabinieri della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, e anche Stefano Lisacchi, portiere dello stabile di via Pipitone Federico in cui il giudice abitava. Per commemorare la strage si è svolto oggi all'Aula Magna della Corte d'Appello il seminario Memoria e Continuità, il lavoro di Rocco Chinnici dall'ufficio istruzione di Palermo alla legislazione antimafia italiana ed europea. Io credo che tutto il percorso che è stato fatto in questi anni, che sono stati anche costellati da fatti drammatici come le ben note uccisioni, ma anche il sacrificio di uomini che magari sono meno conosciuti e meno ricordati. C'è un patrimonio in quel sacrificio che certamente non può essere oggi dimenticato in funzione di esigenze che sono anche degne di considerazione, ma comunque non devono dimenticare quel percorso da cui siamo partiti in un momento in cui il Paese era veramente sotto attacco. Quindi bisogna, a mio avviso, cercare di non dimenticare queste esperienze, quel percorso drammatico che è stato fatto in Italia dagli anni '80 in poi. Il tempo che è passato è servito anche a dare un ruolo, un profilo a tanti colleghi che sono venuti dopo Rocco Chinnici e che hanno dimostrato di poter perseguire la loro professione con altrettanta competenza. È giusto oggi coltivare sempre più la memoria, sapendo che la memoria non serve a guardare al passato, serve per affrontare le sfide future e sono ancora molto alte, la criminalità è ancora forte. E la linea alla regia per gli spot pubblicitari.
Continuano in provincia di Enna, a Leonforte, le manifestazioni relative allo sbarco degli alleati, operazione Aschi. Gli alleati costruirono un ponte Bailey, il primo in Europa sotto le bombe tedesche del 1943, da ieri un monumento in suo ricordo. A Leonforte viene costituita la linea difensiva più forte da parte tedesca, quindi è il primo scontro vero che i canadesi hanno con le forze tedesche. I tedeschi fanno saltare il ponte sulla statale 1 chilometro prima dell'ingresso della città e questo impedisce il supporto da parte sia dei carri armati come anche degli altri mezzi. Durante la notte tra il 21 e il 22, mentre la fanteria combatte anche all'interno del centro abitato, il genio riesce, sotto il fuoco di mortaie e mitragliatrici, riesce a costruire il primo ponte Bailey in Europa. Il ponte Bailey è di fatto una struttura in ferro che viene montata con delle caratteristiche che viene lentamente esteso verso l'altra parte e da lì, proprio perché i carri armati riescono ad entrare, un intero squadrone entra a Leonforte e avviene uno scontro tra carri armati lungo le vie. Giangrasso Angela di anni 7, Ilardo Croce di anni 39, l'Adelfo Pasquale di anni 36. Tenente Scapuzzi Luigi per proteggere la ritirata dei tedeschi. Questo monumento è molto importante per noi. Un pezzo del ponte Bailey che è costruito durante la guerra qui in Leonforte il 22 luglio. Senza questo ponte le nostre carri armati non puoi fare l'entrata al paese di Leonforte. Senza questo carri armati 600 soldati canadesi possono essere morti. Questa inaugurazione di un monumento in onore dei Royal Canadian Engineers. Rappresenta un momento di pacificazione, perché le guerre non dovrebbero esserci più, ma purtroppo anche in questo momento siamo in guerra. Il ponte Bailey, che è stato riprodotto, rappresenta quel ponte che fu distrutto per impedire l'ingresso delle truppe alleate a Leonforte e l'esercito canadese lo costruì in una sola notte. E questo consentì poi di liberare il paese. È un momento di gioia, è un momento di pacificazione assoluta fra il popolo italiano, il popolo canadese e tutti gli alleati che contribuirono alla liberazione dell'Italia. Emergenza incendi nel Messinese, incessante il lavoro dei vigili del fuoco. Intanto il sindaco Basile non nasconde i suoi sospetti che dietro ai roghi ci siano anche azioni criminali. Allora, la paura non si supera mai, la paura ci accompagna sempre durante questo periodo ed è giusto così, perché senza paura rischiamo anche di farci male, quindi un superamento della paura non c'è solo la voglia di aiutare gli altri, non è un superare i limiti, ma è solo portare aiuto a chi ne ha bisogno, che ti spinge, non c'è questo superamento della paura come dicevo. La paura è come un campanello d'allarme che non ti fa superare praticamente determinati limiti. Comunque in ogni caso tu cerchi di fare di tutto per aiutare le persone, cerchi di portare al limite il tuo fisico, la tua resistenza affinché praticamente si possa portare a compimento quello che è l'intervento. Comunque in ogni caso veramente quello dell'altra sera è stato un intervento veramente pesante, abbiamo fatto veramente di tutto per cercare di aiutare tutti, di aiutare le persone, di aiutare gli animali, di cercare di portare in salvo tutto quello che ci veniva davanti, che potevamo recuperare e abbiamo fatto di tutto. Poi alla fine le forze sono venute a mancare e va bene, è andato così. Hai fatto quello per cui tu sei addestrato, preparato. Anche se la foto ti riguardavano i tre, però tutti quelli che quella sera hanno lavorato, tutto il comando, chi ha avuto anche da fuori, era nella medesima situazione.
c'erano parecchie squadre, sono intervenute tutte le squadre del comando provinciale, anche la componente volontaria, ognuno ha fatto tutto quello che ha potuto fare per cercare di risolvere un problema che effettivamente a un certo punto sembrava non risolvibile. Io addirittura, se posso, durante praticamente a un certo punto della nottata ci siamo resi conto veramente da una balconale che avevamo lì dall'alto che la situazione era veramente drammatica. Io onestamente ho pensato al peggio, cioè ho pensato che molte di quelle persone che erano accerchiate dal fuoco non ce l'avrebbero fatta. Ora dico, ringraziando a Dio, grazie al lavoro di tutti, c'è stato pure una componentistica, non so, del fato, della fortuna, chiamatela come volete, però ringraziando a Dio non è successo l'irreparabile, o perlomeno non ci sono state vittime, ci sono stati parecchi danni. Però purtroppo questa è stata una situazione che si è venuta a creare veramente pesante. Allora, come ha detto il collega, i nostri interventi non hanno nulla a che vedere con gli altri, nel senso che gli interventi hanno sempre una diversità e si evolvono in modo diverso da giorno a giorno, da momento a momento, da secondo a secondo. Quindi noi dobbiamo essere sempre pronti a tutto, anche agli estremi delle forze cerchiamo di limitare, perché anche se non riusciamo a risolvere, ma almeno limitare i danni, che giustamente per noi l'importanza va sempre alla persona, agli animali e poi alle cose. Quindi pensiamo prima alla salvaguardia delle persone e come in questo evento noi fortunatamente non abbiamo avuto nessuna perdita umana e poi recuperare anche animali e per ultimo salvare, diciamo, il salvabile. Quindi noi alla fine, stremati, nonostante tante ore di lavoro, siamo riusciti nel nostro intento. Siamo grati a tutti i colleghi. Tutto questo lavoro estenuante si è svolto in circa 24 ore e noi alla fine, come avete visto, eravamo stremati. Io non mi sento di parlare di attacchi, ma come ho detto anche ieri, se in 2 nottate dalle 19 circa in poi si accendono 6 focolai la prima notte e altri 6 la seconda notte in diverse zone della città, proprio dalle 19 in poi in cui non possono volare i Canadair, sicuramente credo che qualche mano dietro ci sia. C'è un grande lavoro che si sta facendo anche su strada, sul territorio, per capire e comprendere cosa sia successo. Certo è che mi sembra strano pensare che siano delle coincidenze. Questo riguarda la nostra città, che per 2 notti consecutive è andata a fuoco. Focolai che hanno interessato anche delle abitazioni che hanno avuto grossi disagi, abbiamo fatto delle evacuazioni e questo vale anche per tutta la città metropolitana. Io sono sindaco anche della città metropolitana e quello che è successo tra Patti, Trappitello, Savoca con un'evacuazione del centro storico, tutta una serie di azioni che in poco tempo nello stesso range orario hanno creato molti disservizi, quindi io credo che dobbiamo farci tutto un esame di coscienza al di là dell'elemento prevenzione o in questo caso risoluzione, che è stata tempestiva con i mezzi che ci sono. E già da oggi, diceva il comandante dei Vigili del Fuoco, arriveranno ulteriori 20 unità di rinforzo, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Per quanto riguarda un breve accenno rispetto a quel suggerimento che lei ha dato rispetto al consumo dell'acqua. Sì, un elemento che abbiamo evidenziato ieri, è un periodo in cui il grande caldo, la siccità che è fisiologica ha creato un abbassamento dei livelli di erogazione in tutta Italia, anzi Messina sta tenendo, avete visto quello che è successo in altre province della Sicilia, e quindi ieri abbiamo chiesto un po' di diminuire il consumo responsabilmente. Poi ci sono stati questi problemi legati agli incendi con le cabine elettriche che sono saltate. È chiaro che siamo in un momento in cui tra il fuoco e l'erogazione idrica dobbiamo tutti fare quadrato, quindi faccio un ulteriore appello affinché il consumo sia calmierato per le esigenze, diciamo così, normali, senza esagerare. Guardiamo un po' insieme l'utilità di tutta la collettività che in questo momento ha delle difficoltà importanti.
Una mostra permanente ad Agi San Filippo in provincia di Catania, Eremo di Sant'Anna. La mostra permanente di icone sarà inaugurata domani, giorno 29. L'idea della raccolta delle icone è del segno della fraternità. Le icone rappresentano nella loro diversità, perché ci sono icone copte, icone rumene, icone russe, icone bizantino, la grandezza della presenza della Chiesa cristiana nel mondo. Tra l'altro la Chiesa cristiana nasce proprio nei paesi in cui queste icone rappresentano, come ad esempio le icone copte, la zona dell'antico Egitto, che fu una delle prime zone dove tutti quanti sono andati a parlare di Dio, e infatti lì tuttora c'è una grande comunità. E vuole significare proprio questo senso di fratellanza e di riconoscimento di come il dialogo fra tutte le cristianità ortodossa, cattolica, eccetera, deve essere al centro dei nostri interessi, perché la divisione non ha senso. Nell'unità di Dio, nell'unità di Cristo, tutte le religioni sono dentro, perché la verità è una, come insegna Nicola Cusano, e quindi in questa tradizione di amore, di fratellinità e di dialogo si inserisce la mostra, che può, speriamo, diventare un momento permanente di dialogo fra proprio tutte le religioni, e in particolare ovviamente fra le religioni ortodosse, cristiane e cattolica, o meglio ancora cattolica, cristiana, ortodossa e cristiana in genere. Questo è il senso profondo dell'iniziativa. E vi proponiamo ora un servizio su Ustica, una delle isole più belle del nostro mare, realizzato dal collega Candido Cannavò. Ustica, isola differente. Un lembo di terra vulcanica accarezzata dal vento, una piccola isola verde sospesa in un mare blu cobalto. Ustica, o la Perla Nera come è chiamata, è un angolo di paradiso del Mediterraneo. Ustica è un'isola particolare, unica nel suo genere, sia per le bellezze che ha che per il tipo di turismo che porta. È un turismo che chiede tranquillità, che chiede bellezza, che chiede contatto con la natura, ed è proprio questo il nostro punto di forza, il contatto con la natura, il portare un turista all'interno di un bosco, all'interno di una grotta, facendogli fare dello snorkeling a pelo d'acqua, dove è possibile vedere veramente una biodiversità forte e importante, riporta insomma quella sensibilità, quella dolcezza che in città o in altre isole molto più caotiche viene a perdersi, mentre qui si ha di nuovo un ritrovo alla serenità, alla tranquillità e al passare le giornate in contatto con la natura e con il mare. Una superficie di poco più di 8 km², l'isola è una sorta di anfiteatro che guarda al mare, mentre il perimetro costiero è un alternarsi di suggestive grotte e insenature. I suoi fondali poi sono una vera e propria meraviglia, spettacolari per i colori e per la ricchezza della flora e della fauna marina. Un patrimonio che la comunità dell'isola ha voluto fortemente salvaguardare e proteggere, che nel 1986 ha portato alla creazione, prima fra tutte in Italia, dell'area marina protetta. Il 2023 vede l'area protetta Isola di Ustica e il Comune di Ustica vincitori aggiudicatari di un PRNN Borghi Storici, che prevede per i prossimi 3 anni la realizzazione di un progetto relativo all'attrattività dei borghi storici e borgamarinari fondamentali per lo sviluppo sociale di un territorio. È un progetto che parte dal basso, perché vede il coinvolgimento della popolazione tutta nella realizzazione di eventi non soltanto culturali e di sostenibilità ambientale, ma anche nello stesso tempo di creazione di quella che è una impresa del territorio, un'impresa sociale, cittadina, dove prevede il coinvolgimento totale di tutta la collettività. Lontana dal turismo di massa, Ustica è la meta ideale per una vacanza fatta di cose semplici e a contatto con la gente del luogo e con la natura, non solo mare. Quindi attraverso questo progetto, che si chiama Ustum Cultural Program, si realizzeranno per i prossimi 3 anni importanti eventi di natura culturale, sostenibile e sicuramente coinvolgente dal punto di vista non soltanto ambientale, ma dal punto di vista culturale. Ci sono grosse partnership non soltanto locali ma anche nazionali e internazionali, perché
questo tipo di progetto si insedierà su quello che è il patrimonio immateriale dell'UNESCO. Non soltanto questo, ma anche la possibilità di essere iscritti a quello che è il REMAL, ossia il registro delle identità immateriali e barinare dei borghi storici. È fondamentale perché diciamo che dal punto di vista strategico si andrà a vedere, si andrà a posizionare ulteriormente Ustia in quella che è una nuova visione prospettica di un turismo, non soltanto mare, non soltanto ambiente, non soltanto percorsi turistici o percorsi naturalmente naturalistici, ma anche cultura, cultura con la C maiuscola. Dunque, ma anche relax e passeggiate lungo i sentieri per conoscere l'anima di questi luoghi in una dimensione di vacanza sostenibile e più intima che ti fa sentire di appartenere da sempre a quest'isola. Bene, prima di chiudere il nostro telegiornale, un'ultima ora, si punta una pistola alla testa ed esplode un colpo con l'intenzione di farla finita, ma resta miracolosamente in vita. Tentato suicidio a Favara, dopo un attuntunenne del posto dalle iniziali RL, si trova adesso in gravissime condizioni. Il gesto si è consumato in un'abitazione di via Bersagliere d'Urso. Lanciato l'allarme, sono scattati gli immediati soccorsi. Un elisoccorso è stato fatto atterrare nel parcheggio del supermercato MD. L'anziano adesso è in volo verso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sul posto i carabinieri della locale tenenza. Non è chiaro ancora il motivo alla base del tentato suicidio. Ebbene, questo è tutto per il telegiornale di oggi. Vi diamo appuntamento a domani alle prossime edizioni, augurandovi una buona serata.